Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria, siamo al Borgo Dolomiti presso il nuovo centro civico. Come ha detto il sindaco nel suo discorso, inaugurare il nuovo centro civico significa mettere a disposizione della comunità uno strumento di formazione, socializzazione e rigenerazione sociale del nostro territorio. Buonasera sindaco, in cosa consiste quindi questa riqualificazione e rigenerazione, come ha detto lei? Come siete riusciti ad ottenere questi contributi, questi fondi e a chi deve dire grazie visto che c'è una protagonista in tutto questo, oltre naturalmente a lei e a tutti i suoi amministratori? Buongiorno, un'azione importantissima di questa amministrazione che è stata resa possibile grazie al lavoro certosino del vice sindaco Vilma Moda, che è andata a verificare una importante somma, si parla di oltre 200.000 euro, che erano fermi nelle casse comunali pensate dal 1986, che poi sono stati sbloccati. Sono andati in regione il vice sindaco Vilma Moda insieme agli assessori Marco Terrentin e Sandra Moda e sono riusciti tramite appunto un confronto con la regione Veneto a sbloccare questi soldi che erano di una fondazione, la fondazione Borgo Dolomiti, e questi soldi appunto sono stati investiti in questo progetto sociale che diventa anche un progetto di rigenerazione urbana di un quartiere importante del nostro tessuto cittadino e sociale, Borgo Dolomiti, in un'ottica poi ancora più vasta che è quella del collegare attraverso la ciclabile Borgo Dolomiti a Valiera, e in un'ottica ancora più generale di rigenerazione urbana che vede Adria protagonista di una progettazione di oltre 5 milioni di euro che attende adesso il finanziamento da parte del governo.